Allora, torniamo a bomba su quello che è il problema, l'aspetto un po' essenziale di tutto il male di tutti i mali. La tassazione, se c'era stata questa grande aspettativa, la legge di stabilità avrebbe, poi da una parte ti dicono, ti tolgono, ti fanno, alla fine ci troviamo che comunque i comuni non hanno ancora chiarezza su quanto entrerà effettivamente e in ogni caso partiamo dalle attività produttive, qua vediamo la zona di turismo, gli alberghi eccetera, un IMU se la dovranno anche pagare, le tasse dovranno pagarsele e non c'è assolutamente chiarezza sulle modalità, su cose come. Una grande confusione sapere solo che dai tanti soldi da sborsare, questo non agevola una ripresa economica. Io delle volte ho la sensazione di essere in auto con un autista che non sa quanta benzina ha, ma soprattutto non sa dove mi sta portando. No? Ecco, questi È mai sono... possibile che si possa ancora, e siamo stati ripresi tra l'altro dall'Europa proprio oggi, no? Ieri siamo stati ripresi severamente dall'Europa, perché non si sono fatti questi tagli promessi, perché di fatto non è stato rispettato quanto si doveva fare. C'è da stendere un velo pietoso se vogliamo attorno a queste cose, 6 mesi per decidere se era l'IMU o non l'IMU. E l'IVA che poi è stata aumentata anche lì, cioè, si Ecco, ride per non piangere, ma poi si piangerà. a tutt'oggi non si sa se le province esisteranno o non esisteranno. Il giorno dopo fatto il governo aveva detto che le province vanno chiuse. Cioè, diciamo che non c'è una strategia ben definita e chiara, questo che in questo momento fa fare, diciamo così, un marcia indietro a tanti italiani. Per fortuna ci sono imprenditori che non stanno a guardare quello che fa il governo e che continuano a credere con passione al loro lavoro e come diceva bene il sociologo Finzi all'assemblea di calzaturieri ha detto fate finta di niente e continuate a pensare che vi tiene in moto il vostro lavoro e la vostra capacità Ma così ha imprenditoriale. fatto il Veneto fino a poco tempo fa, ha fatto finta di niente, guardando in basso e continuando a lavorare e poi gli si è capovolto addosso tutto il peso possibile e immaginabile, perché forse se non fai niente ti spremono lo spremibile e resti poi secco cioè alla fine, perché questo è successo per tantissime realtà. Quindi sì, ti devi estraniare perché sennò ti deprimi, perché se Devi metti. pensare a poter lavorare, devi Esatto, pensare a esatto. poter lavorare e a vedere quali soluzioni puoi trovare perché è un momento diciamo molto difficile, però è anche vero che in tutti i momenti difficili c'è per qualcuno, dico per qualcuno, una possibilità di crescita, c'è un'economia che può andare avanti. Non è quello che si era sperato, non era quello che era stato promesso, non è quello che avevamo immaginato, però da questo impasse bisogna uscirci. E non ci usciremo certo fasciandoci la testa e continuando a dire ai ai ai. È anche vero che non possiamo far finta di non vedere, cioè non possiamo abituarci al degrado. Ecco, questo è È secondo me fondamentale. il male peggiore che possiamo avere, quello di convivere senza reagire a una situazione di declino. Questo Dal punto di vista della politica? Qui bisognerebbe stendere un velo pietoso perché la politica in questo momento è lontana da quelli che sono i problemi della quotidianità. Almeno questa necessità, io la chiamo, voglio chiamarla necessità di ripulirsi, no? Perché sia da destra che da sinistra c'è questo rinnovamento interno che mi auguro porti a dei risultati, ma che deve finire in tempi velocissimi, ma dico ieri, perché l'andare avanti porterebbe a un allontanamento dalla gente di quello che può essere una fiducia verso chi ci deve rappresentare. Ci sono soluzioni all'orizzonte? C'è qualcosa che ravvede che possa
dare qualche speranza, qualche cosa? Ma i giovani che si stanno avvicinando, i giovani che si stanno avvicinando. Questa è la mia speranza, e dall'altra parte che siano determinati a mantenere le promesse che fanno, perché quando sento parlare taglieremo il numero dei deputati, taglieremo il numero dei senatori, addirittura lo elimineremo, daremo il Senato alle regioni, ma questo è un pezzo che si dice, l'importante è che si faccia. Esatto, che venga realizzato. Cioè, c'è necessità di cambiare l'assetto geopolitico territoriale, perché è ottocentesco. Lo vediamo al Parlamento, tutte queste bardature in stile albertino non sono da tempi moderni. Insomma, noi abbiamo bisogno di una velocità, di una celerità e non questi barocchismi che ci fanno sentire ottocenteschi anziché... Ma sì, Regina, questo è effettivo, però se poi pensiamo che in alcuni ministeri, alcuni gangli ministeriali, puoi comunicare con un fax ancora, tramite fax sì, ma soprattutto ti si apre, cioè in un le mail non funzionano. momento di rigore che fai fare sacrifici, togli i tappeti rossi almeno. No? Può prendere l'esempio dal Papa, insomma, di quello che ha fatto il Papa, che è un po' per... Bravissima. Io credo che quello è l'esempio che la politica dovrebbe capire. Proprio quello. Mi ha dato uno spunto. Le donne hanno sempre una